20 anni sono stati, a dire la verità, tanti, e da un certo punto di vista, da un altro punto di vista sono volati, perché comunque, soprattutto negli ultimi anni, ci sembra di lavorare a casa, siamo un'unica grande famiglia. E i primi anni invece sono stati molto duri, un po' perché non eravamo del settore e quindi abbiamo improvvisato, non sapevamo niente e abbiamo deciso di comprare una tabaccheria senza sapere se sarebbe andata bene o male, e poi un po' alla volta, forse perché un po' siamo testardi, un po' abbiamo avuto fortuna, un po' così eravamo nel posto giusto e è andata bene. Sabato scorso abbiamo fatto una festa per celebrare questi 20 anni, che non sono 20 anni rivolti a noi. La festa non era per celebrare noi, ma i clienti che in questi anni ci hanno scelto, sono diventati parte della nostra vita quotidiana e nei momenti del bisogno la più grande solidarietà noi l'abbiamo avuta proprio dai nostri clienti. Ci sono persone che nei periodi difficili, senza neanche saperlo, hanno dato magari, non lo so, un consiglio, la parola buona. Io ho un ricordo di 10 anni fa più o meno, che una macchina ha sbagliato ed è entrata quasi in negozio. Abbiamo avuto questo incidente alla mattina e mi ricordo che 2 negozianti sono arrivati qui con le scope e le palette, quindi ho parecchi ricordi belli, soprattutto di solidarietà e di comunità.